ci sono canali di finanziamento di più diversi, tradizionali, complementari, alternativi, c'è di tutto. Stranamente sembra che anche questo tutto non sia abbastanza. A questo punto mi sono posto la domanda che forse quello che manca, e soprattutto ai giovani, e mi dispiace, è il coraggio. Il coraggio di semplicemente buttarsi, come nel nostro caso, nel nostro piccolo abbiamo fatto noi. Indi per cui quello che è il mio messaggio ai giovani è risolto in questi tre pallini, e cioè che è tutto da fare, c'è un sacco da fare. Poi, personalmente, io il bicchiere lo vedo, sarò assettato, ma lo vedo sempre mezzo pieno, e continuerò a vederlo mezzo pieno per un bel po', credo. L'altro punto è che il tempo non aspetta, e in questo mondo che corre veloce, anche proprio per il fatto che conosciamo l'assenza, dovremmo correre più veloci degli altri. E soprattutto, come diceva Leonardo da Vinci, che io stimo tantissimo, chi cerca trova. E spesso non si cerca in Sardegna ci si arrende, è troppo difficile, è sempre qualcosa. In fondo quello che è stata la nostra esperienza è stata un'esperienza di ricerca, e mi scioccano i dati sulla spesa privata delle imprese in ricerca, perché noi personalmente come azienda dal primo giorno tutto quello che abbiamo fatto era ricerca a rischio altissimo, a rischio di non cavarne un ragno dal buco, però abbiamo cercato e abbiamo trovato dei modi, delle strade. Poi, ultimo punto che è molto importante, che sembra criptico ma non lo è, fondamentalmente quella è una struttura a rete, è un reticolo, e non rappresenta solo internet come siamo abituati a immaginarlo, è quello che anche qua dentro è presente, le relazioni. Le relazioni sono dei link che in italiano si chiamano vincoli, e la parola vincoli la preferisco alla parola link, che link è sì, click. No, un vincolo è un'altra cosa, è un rapporto, è qualcosa di più. E soprattutto questo tipo di strutture hanno la proprietà, spesso, di saltare non per gradi lineari. Io infatti ho messo 0, 1, che è lo step più difficile di ogni rete.